Non solo cambio societario, ma cambio radicale in casa Acragas. Dei giocatori che lo scorso anno hanno conquistato la Lega Pro nemmeno l'ombra. Cambiato il timoniere, Vincenzo Feola, la nuova dirigenza biancazzurra ha deciso di cambiare praticamente tutta la rosa. Anche uno dei leader del gigante, nonché beniamino della tifoseria, Alessandro Bonaffini, dopo 3 stagioni è andato via, non rientra nei progetti del nuovo allenatore Nicola Legrottaglie. L'Acragas in questo momento è un cantiere aperto, la rosa è ancora striminzita, ma giorno dopo giorno continuano gli arrivi in attesa dell'annuncio del colpo grosso, quello di Sergio Almiron che si allena già da 3 giorni a Torre del Grifo. L'ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza biancazzurra è quello relativo al forte centrocampista, svincolatosi dalla regina, Urban Zibert, che è stato uno dei migliori per rendimento nell'ultima stagione del torneo di terza serie. È un colpo di mercato per la società biancazzurra, soprattutto per il fatto di averlo tesserato a titolo definitivo e dunque può considerarsi un vero e proprio investimento. Prima di giocare con la regina, Zibert ha militato nella massima serie slovena con la maglia del Luka Koper, dove ha disputato anche le qualificazioni per l'Europa League nell'estate del 2014. Sulla mediana le Grottaglie potrebbe schierare Zibert Almiron. Poche squadre in Lega Pro possono vantare in squadra 2 pezzi da 90 così. Ricordiamo che la società si è già assicurata le prestazioni di uno dei migliori giovani del vivaio italiano, l'attaccante della primavera della Lazio Mattia Fiore. Sempre in avanti come attaccante esterno è stato tesserato Madonia, mentre come punta centrale Leonetti. Ma in avanti manca qualcosa ancora, un centravanti di peso che verrà ingaggiato al giorni. La difesa, che può vantare già sull'esperto Ciro Capuano, in attesa di capire che ne sarà di De Rossi, per la società l'ex Roma è confermato, è da rifondare, anche perché difficilmente dopo le ultime esternazioni Vindigni possa essere richiamato. Dal calcio alla pallacanestro, la Fortitudo ha ultimato il roster per la prossima stagione agonistica. Infatti è stato ingaggiato Francesco Morciano, 2 metri, classe 1996. Morciano proviene dal settore giovanile della New Basket Brindisi, è un'ala piccola con un buon tiro da fuori e buone qualità anche nell'1 contro 1. Arriva da Agrigento per guadagnarsi spazio in un campionato importante come quello di A2 e per continuare la sua crescita tecnica. Nelle ultime 2 stagioni ha fatto parte della prima squadra dell'Enel Brindisi in Serie A, segnando i primi punti della sua carriera tra i grandi in occasione della prima giornata dello scorso campionato, 3 punti e 2 rimbalzi contro Pesaro.